Buongiorno, oggi siamo a Muscoli e più in particolare nel Parco della Carlessa, nella zona adiacente agli impianti sportivi e al nuovo centro civico di recente realizzazione. Alle mie spalle si intravedono gli attrezzi igienici sportivi per l'attività all'aperto che abbiamo da poco posizionato e che sono stati qui portati grazie ai fondi che abbiamo ottenuto con il progetto europeo Mare Tiaris. Si tratta di un intervento importante che darà la possibilità a chi ne avrà voglia di poter praticare attività sportiva all'aperto e che sarà inserito nel nostro programma all'interno di un percorso sportivo che collega il centro della nostra comunità con tutte le frazioni per chi vorrà appunto realizzare un'attività sportiva itinerante attraverso il territorio. Per quanto riguarda la nostra frazione di Muscoli, abbiamo in mente di fare un importante intervento lungo le sponde del fiume Taglio ed in particolare la sistemazione tanto attesa dai residenti del ponte sul fiume. Una volta realizzato questo importante intervento che contiamo di portare a termine già entro la fine dell'anno 2022, potremo poi pensare a un recupero o una possibilità di utilizzo maggiore da parte dell'area verde che costeggia il fiume Taglio. In particolare è nostra intenzione realizzare dei punti di ritrovo, delle aree picnic con dei tavoli, delle panche dove la gente che ha necessità, che ha volontà di poter fare una passeggiata o portare i propri figli a fare un'escursione possa ritrovarsi per mangiare o per bere o semplicemente per fare una breve pausa. La frazione di Muscoli sarà interessata nel prossimo quinquennio da un importante intervento che riguarda l'impianto fognario. È stato fatto già nel capoluogo, in diverse aree del capoluogo in questi ultimi 5 anni. Sicuramente l'intervento ora toccherà alla frazione di Muscoli e quindi un altro passo in avanti importante rispetto a quello che è il programma della lista del ponte. Inoltre, non da ultimo, andremo a fare un censimento di quelle che sono le aree, le strade, i marciapiedi presenti per poter intervenire puntualmente dove c'è maggiore necessità, in particolare realizzando i marciapiedi in tutte quelle parti della frazione dove non sono ora presenti.